Radio Libertà, Auto da Fè, siamo in compagnia questo pomeriggio, lo saluto e lo ringrazio, del professor Luigi Curini, professore di Scienze Politiche alla Statale di Milano e visiting professor nella stessa materia alla Waseda University di Tokyo. Lo leggiamo spesso, tra le altre cose anche su Italia Oggi, un quotidiano che ci piace leggere tutti i giorni. Professore, intanto un buongiorno e grazie per essere con noi. Grazie dell'invito. Allora, quest'oggi ci proponiamo di fare una breve analisi del quadro politico, quello che ci riguarda più da vicino, quello italiano, che però non può, credo, professore, essere letto senza riferimenti al quadro più ampio, quello europeo innanzitutto, ma anche allo scenario globale. Partiamo da casa nostra, però, professore. Che momento politico secondo lei sta attraversando il nostro paese? Dopo una serie di promesse che sono state tipiche della fase elettorale del 22, ormai sono passati 2 anni, quindi le famose lune di miele, diciamo così, dovrebbero essere già ampiamente finite. Lei come vede la politica italiana in questo momento? Secondo me è interessante partire con un dato che ho, tra altre cose, letto qualche giorno fa, cioè il livello di gradimento del governo Meloni. Mm. E l'aspetto interessante che chiaramente emergeva dai dati che ho visto è che stranamente, a differenza di tutto quello che è successo negli scorsi anni, perlomeno dall'ultimo governo Berlusconi in poi, per quanto riguarda l'andamento nel tempo della popolarità, del gradimento del governo rispetto agli italiani, quello che noi troviamo per il governo Meloni è una situazione paradossale, nel senso che il gradimento non è sceso nel tempo e anzi ha una tendenza, cioè una leggera tendenza a crescere, e questo, ripeto, in grande controtendenza rispetto a tutti i governi precedenti, che avevano avuto sì una luna di miele iniziale per poi subire una brusca caduta in basso. Il governo Meloni in qualche modo mostra questo andamento in senso contrario. Cosa ci suggerisce questo andamento? A prima vista potrebbe sembrare anche, perlomeno a me e a, diciamo così, un po' di interessati alla politica in senso ampio, a prima vista potrebbe essere un po' sorprendente, perché lei faceva riferimento alle promesse fatte dal governo, della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni l'ultima elezione, quella del 2022. E ci potremmo un po' discutere, se andiamo per strada e chiediamo alla prima persona che passa, la casalinga di Voghera, come si suol dire, e gli chiediamo: ma cosa ha fatto di particolarmente interessante, o che si ricorda, qualcosa che chiaramente identifica quello che ha fatto il governo Meloni? La risposta, secondo me, non sarebbe molto chiara. C'è un generale apprezzamento per il governo Meloni, forse proprio perché ha mostrato una sostanziale capacità di andare avanti con, tutto sommato, un basso grado di conflittualità interna. Forse questo è l'aspetto più interessante del governo Meloni rispetto almeno ai precedenti, cioè ha dato una sorta di immagine di tranquillità, cioè insomma di politica che, nonostante quello che poteva sembrare con questa vittoria di questa coalizione, che per alcuni addirittura era molto estrema. Mi ricordo ancora un articolo sul Guardian che in qualche modo paventava il ritorno del fascismo, del neofascismo in Italia. Rispetto a tutto questo, quello che si è in realtà materializzato è un governo, se posso utilizzare un termine, molto democristiano. C'è un governo molto che non porta avanti delle politiche di grande cambiamento rispetto allo status quo, che è attento ad esempio al tema dei migranti, che è un po' al cuore della constituency e degli interessi della constituency di quel governo. Però, a parte quello, se noi guardiamo, non so, le politiche economiche, giusto per farne un'altra, le finanziarie, secondo me questa drammatica differenza rispetto ai governi precedenti non c'è. Il che è, secondo me, anche indicativo del punto da cui lei partiva, è il fatto che oramai l'Italia è all'interno, non può essere più vista da sola, ma deve essere vista all'interno del contesto, perlomeno contesto europeo,
e questo inevitabilmente, soprattutto su decisioni importanti di politica economica, limita l'autonomia che può essere portata avanti dal governo. Ecco. E il risultato finale appunto è questo governo che in qualche modo continua il solco dei precedenti, senza portare avanti grandi cambiamenti. Ha tracciato un quadro d'insieme perfetto per approfondire la nostra conversazione, perché ha toccato diversi temi, per esempio quello europeo. Lo sappiamo tutti che sia la Lega che anche Fratelli d'Italia, prima del voto delle politiche, 22, erano fortemente critici verso l'assetto europeo. Andavamo dal no euro, basta euro, fino al mai sottomessi all'Unione Europea. Cioè, su questo Meloni e Salvini erano perfettamente omogenei, no? Queste posizioni sono radicalmente cambiate. Adesso il piano di bilancio, per toccare anche il tasto dell'economia di questi giorni, che il governo elabora in questi giorni, la prossima finanziaria, si svolgono nella piena ortodossia e nel pieno rispetto delle regole europee. Inevitabile o è una rinuncia? E poi, tra l'altro, se fosse una rinuncia non sarebbe neanche sanzionata dall'elettorato di riferimento, perché come lei notava prima, tutto sommato il gradimento per il governo non è affatto male, no? E qui introduco una seconda questione che le pongo. Questo gradimento che risulta addirittura quasi in crescita, no? La luna di miele prolungata, secondo lei deriva? Certamente non può derivare a livello logico dal rispetto di determinate parole d'ordine che, come abbiamo visto e come lei giustamente osservava, sono state, diciamo così, messe da parte in nome di un'attitudine democristiana al tirare a campare, in senso buono, diciamo, non lo sto dicendo in senso negativo, e recupero quella famosa definizione di Andreotti in senso positivo, tirare a campare per cercare di fare delle cose, no? Mettiamola così per essere neutri. Ecco, quindi il gradimento in crescita per un governo che invece di cambiare il mondo tira a campare, secondo lei può essere spiegato con un altro fattore? Cioè con il fatto che comunque questa compagine governativa, oltre a essere, diciamo, piuttosto solida, non litigano, come lei diceva prima, magari rappresenta anche qualcosa di diverso da quello che è la cultura dominante woke, il correttismo politico, eccetera. Comunque è percepita così e quindi l'elettorato stanco, diciamo, oppure diffidente verso l'indottrinamento, il woke, il correttismo, dice meglio questi. Beh, allora, se posso partire dalla seconda domanda, io direi che uno dei fattori cruciali del fatto che continua la luna di miele degli italiani nei confronti del governo Meloni è anche, poi vengo a quello che diceva lei, che secondo me è un altro punto importante, è anche legato all'opposizione che c'è in Italia. Cioè, alla fin fine, il gradimento al governo è lo specchio, tra virgolette, all'opposto, inverso del gradimento che gli italiani hanno per l'opposizione. Ora, a me sembra abbastanza evidente che l'opposizione in questi anni si sta barcamenando, sta cercando di trovare una direzione, ma tutte le strategie che erano state portate avanti, il campo largo che sembrava essere portato avanti, che adesso muore, che adesso non c'è più, stiamo vedendo in Liguria cosa sta succedendo, uno per sé Dio per tutti, quindi una opposizione che non riesce in questo momento a proporre alcuna alternativa credibile agli italiani, al governo attuale, la debolezza dell'opposizione inevitabilmente fa il gioco del governo, del governo in carica, il governo Meloni, e del suo gradimento, perché quindi il gradimento è sempre in senso relativo, perché se dall'altra parte l'opposizione ci fosse realmente qualcuno di accattivante, anche il mio gradimento per il governo prima o poi potrebbe scendere. Quindi questo è il primo punto fondamentale. Il secondo è quello che lei dice, e noi lo vediamo questo. Spesso abbiamo le sorprese, ci sono le elezioni in Austria, oddio mio, vincono questi i brutti e i cattivi. Il Corriere della Sera utilizza spesso il termine ultradestra, ultracorpi, questi che non sono neanche dei politici, sono per l'appunto gli ultracorpi che hanno preso possesso dei politici nostrani e ci vogliono portare verso posizioni estreme. Ci sono le elezioni in Germania, c'è AfD che prende anche lei un sacco di voti. Insomma, dovunque ci sono le elezioni europee, presto o tardi quello che si vede è che posizioni di destra, a volte molto di destra, trovano un sostegno importante degli elettori che poi sono gli ultimi, sono le persone a cui dare alla fin fine dare parola e dare seguito, perché sono loro che fondano in una democrazia, detengono il potere di fare eleggere qualcuno e di far cadere un governo, di farne emergere un altro. E questo tipo di continuo successo che noi stiamo osservando, delle
tra virgolette, ultradestre dovunque in Europa, incluso nelle elezioni inglesi. È vero, nelle elezioni della Gran Bretagna, è vero che hanno vinto i laburisti, ma nonostante quello che ci voglia fare passare alcuni media, che è stata una straordinaria vittoria, è stata una straordinaria vittoria dovuta al sistema elettorale col 35% di voti scarsi, aperta parete, chiusa parete, e anche lì grande crescita del partito di Farage, che anche lì viene visto come ultradestra, via dicendo. Il che ci porta a domandare perché c'è questo successo, in modo, cioè dovrebbe almeno incuriosire, perché c'è questo successo di questi gruppi legati all'ultradestra, dove in qualche modo rientra in questa ampia definizione in letteratura, rientra sicuramente la Lega, e Fratelli d'Italia rientrava, tranne che ultimamente alcune posizioni molto democristiane di Giorgia Meloni, anche e soprattutto in politica internazionale, con alcuni cambiamenti, perché per alcuni sono addirittura un voltafaccia, per altri invece è un approccio più pragmatico. Però insomma in qualche modo rientrava anche lei. Perché questo grande successo? C'è questo grande successo perché gli elettori, una buona parte degli elettori europei, inclusi gli elettori italiani, non dico che si sentono presi in giro, però si sentono poco rappresentati da un certo tipo di narrazione. Cioè, se noi apriamo i giornali che vanno per la maggiore, se noi guardiamo la televisione, le reti televisive, indubbiamente, in questi anni, rispetto a 20-30 anni fa, c'è una forte omogeneità di pensiero e di narrazione. Una narrazione che suona molto bene entro una determinata bolla, la bolla delle persone che hanno un'alta istruzione, che hanno un buon reddito, i cosiddetti cosmopoliti, quelli che viaggiano che possono, beati loro, viaggiare per il mondo. E in qualche modo all'interno di questa bolla questa narrazione in qualche modo suona molto bene, però fuori dalla bolla, quando consideriamo l'elettorato in senso ampio, incluso la famosa casalinga di Voghera, questa narrazione è vista come qualcosa di profondamente alieno alla vita quotidiana. E in questo senso, di fronte a questa alienazione, cosa si fa? Si tende a votare chiunque proponga qualche cosa che sia drasticamente alternativo, anche perché il problema l'abbiamo visto anche nelle ultime elezioni europee. Le ultime elezioni europee hanno registrato elettori profondamente arrabbiati con tutta la proposta verde e i verdi in generale, con tutti il gruppo liberale che si autorichiama liberale centrista, legato a Macron e via dicendo. In parte è stato negativo per l'SPD e ha premiato i partiti di centrodestra e soprattutto quelli di destra. E alla fine, subito dopo queste elezioni che dovevano mandare un chiaro messaggio all'Europa per abbandonare le politiche green, per una rivisitazione, ad esempio un ripensamento delle politiche sull'immigrazione, cosa l'elettore europeo in media vede? Vede che si riforma esattamente quello la che c'era stessa prima. Maggioranza che c'era prima, con la stessa legge. Professore, quello che lei sta osservando mi induce a farle una domanda, direi, marxianamente strutturale, di carattere strutturale. Allora, la domanda semplicemente è questa. Ma a questo punto, presso le nostre opinioni pubbliche, i nostri cittadini elettori, conta di più opporsi a un certo tipo di narrazione, quella che lei diceva prima, oppure conta di più avere meno tasse, avere le famose riforme, sburocratizzare, favorire la produzione, tutte quelle belle parole d'ordine che sembrano adesso molto novecentesche. E mi viene da fare una sottodomanda: se conta di più la narrazione, diciamo, opporsi a un certo tipo di narrazione rispetto ai problemi strutturali, economici, reali, produttivi delle varie società, dei vari paesi, allora vuol dire che siamo tutti ancora troppo ricchi? Ultima domanda. Guardi, per rispondere, secondo me, la risposta che mi viene è ritornare a quello che diceva il buon Formica, che la politica è sangue e merda. Cosa significa che la politica è sangue e merda? La politica richiede contrapposizione, competizione su qualche cosa, per l'allocazione in generale di valori. Allora, per molto tempo la competizione, la contrapposizione tra forze politiche era legata all'economia. È quello che in qualche modo dice lei: alziamo le tasse, le abbazziamo, deregolamentiamo, oppure maggiore ruolo dello Stato e dell'economia, via dicendo.
tutto, ed era il cuore pulsante delle passioni politiche, della competizione politica. Era questa cosa qua. Dal crollo del muro di Berlino in poi, con la nascita dell'Unione Europea e ora via dicendo, la competizione su queste tematiche non ha più molto senso. Perché? Perché gli stati non possono più decidere tanto su queste tematiche. Ci possono essere variazioni, sì, ma saranno sempre variazioni al margine. Quindi, al posto di questa competizione che tocca gli interessi di tutti noi nella nostra vita quotidiana su cui noi vorremmo intervenire, ma su cui fondamentalmente non possiamo più tanto intervenire, la passione deve essere portata a qualcos'altro. E in questi ultimi anni, di fronte all'impossibilità di competere sull'economia, la politica ha deciso di competere su qualcos'altro, di competere su valori, norme e cultura. Questo, cioè, se noi guardiamo le elezioni presidenziali americane, le recenti elezioni presidenziali americane che stanno accadendo, sì. E la contrapposizione fra Trump e Kamala Harris. Allora, sfido chiunque a dirmi che questa competizione è basata su una opposta visione dell'economia, perché non è così. Da un punto di vista economico sono uno lo specchio dell'altro, fondamentalmente, con piccole variazioni. La competizione, il modo attraverso cui cercano di catturare voti, catturare interesse, catturare passione, su che cosa si basa? Si basa su altre tematiche, sul ruolo dei migranti, sull'immigrazione in senso lato, che non è solo criminalità, cioè migranti uguali in criminalità, che è una banalizzazione, ma significa anche pensare a che tipo di comunità noi vogliamo. Noi vogliamo una comunità che ancora si identifica su un chiaro insieme di valori, oppure la nostra comunità non si basa più sulla terra su cui noi viviamo, ma si basa solo su individui completamente staccati uno dall'altro, per cui va benissimo far venire immigrati da qualunque parte del mondo, perché alla fin fine non c'è neanche più la comunità su cui ci basiamo. Quindi la competizione si basa sui migranti e si basa sulla questione, tutte le tematiche woke, gender e via dicendo, si basa sui valori. E perché si basa completamente sui valori rispetto a, non so, 20-30 anni fa? Perché la politica è cambiata, il mondo è cambiato e molte politiche, in particolare economiche, non possono più essere molto distanti l'una dall'altra. Per cui alla fine, vedendo quello che lei diceva, sarebbe, non so, il mondo è andato avanti, non so se per il bene o per il male, però è andato avanti, e quella competizione che era la tipica competizione politica novecentesca, che era sul ruolo dello Stato, sul ruolo del mercato e via dicendo, in qualche modo si è annacquata ed è stata sostituita. Perché deve essere sostituita? Perché la politica non può esistere nel vuoto, deve essere sempre riempita di contenuti di competizione, si è riempita di cultura, di competizione sui valori e via dicendo. E la vera domanda che ci dobbiamo porre è: ma è un bene o un male? E ecco, in senso ampio, a chi va a vantaggio che la competizione politica si sia ridotta a questa cosa? Ecco, lei si è dato delle risposte a queste domande fondamentali? Beh, ci si pensa, le risposte No, perché da chiare. cittadino elettore in un primo momento condivido la sua analisi, ma nello stesso tempo provo anche un brivido di freddo. Cioè, allora io mi domando perché vado a votare a livello locale, regionale, nazionale e perfino europeo, se il quadro è questo qui, per esprimere un sondaggio di opinione sul fatto che sia LGBTQI plus favorevole o negativo o meno, cioè per partecipare a questi dibattiti un po' da radical chic 4.0, cioè da Tom Wolfe aggiornato all'oggi? Il rischio è quello, cioè il rischio è che, cioè, se io mi chiedo a me stesso a cosa serve il voto, io oramai considero il voto come il tentativo disperato, il mio voto, un tentativo disperato di limitare le scelte che possono avere delle conseguenze molto negative, cioè più che essere propositivo, cioè voto per qualche cosa, oramai il mio voto è negativo, cioè io voto contro qualche cosa, cioè un tentativo di perlomeno limitare alcuni tipi di scelte che io considero particolarmente negative. Ma ripeto, cioè oramai, studiamo il caso italiano, nonostante i dubbi successi, e su questo bisogna riconoscere, del governo Meloni, ad esempio, sulla gestione dei migranti, il problema è che molte politiche, comprese quelle sull'immigrazione, vengono decise dall'Unione Europea.
o perlomeno ci deve essere un accordo, un cappello messo sopra dall'Unione Europea. Quindi anche qua, che tipo di ruolo può avere il governo italiano? Un ruolo limitato e fondamentalmente da freno, semmai, su alcune politiche, più che da acceleratore, perché secondo me l'acceleratore non è più possibile in questo momento storico, può esistere solo il freno. Ci sono scelte politiche in senso ampio che vengono decise a un livello molto lontano dall'elettore, su cui l'elettore ha oramai un impatto assai limitato, nonostante tutta la retorica del voto. Ad esempio, pensiamo al caso della retorica dell'Unione Europea, dove adesso i cittadini eleggono finalmente il Parlamento Europeo, che ha cresciuto i suoi poteri nei rispetti della Commissione, per cui il cittadino europeo ha più voce. Non necessariamente. Secondo me molte scelte oramai avvengono indipendentemente dalla posizione, dalle preferenze degli elettori, rinviano a delle tematiche che in qualche modo sono ormai viaggiano su un altro livello. Ecco, ma lei non ritiene pericoloso questo trasferimento della sovranità in ambiti completamente lontani dal cittadino elettore? Cioè, assolutamente sì. lo dico tecnicamente parlando, Allora, proprio da analista, non da paventatore di scenari apocalittici o moralista, peggio ancora, no, proprio da analista, perché il potere, diciamo, in qualche modo necessita di essere i vuoti di potere si riempiono, no, in qualche maniera. E anche la delegittimazione, diciamo, del cittadino elettore, il fatto che bene o male comunque questo disagio prima o poi dovrà manifestarsi in qualche modo. Io poi mi stuferò di votare per un voto di opinione o di limite, diciamo così, di una cosa che non mi piace. Vorrò tornare magari a incidere, no? Forse magari in un futuro. Non è plausibile che ci sia uno sbocco. Secondo me anche in politica c'è sempre la ricerca di trovare un equilibrio in qualche modo, c'è sempre. E secondo me uno dei più cogenti problemi delle democrazie contemporanee non è tanto la sfida ai populisti, su cui abbiamo discusso ampiamente, dicendo, ma il fatto che ci avviamo, soprattutto nelle società occidentali, verso una società sempre più nichilista. Sempre, ripeto, dove per una buona fetta di persone il legame col territorio, con una comunità, è in qualche modo ci si può fare a meno di quella cosa lì. Ma il problema è che noi siamo esseri umani proprio perché siamo legati a un territorio, legati all'interazione sociale in cui viviamo. Non esistiamo come singoli individui separati uno dall'altro in vitrio. E il punto fondamentale è che tuttavia c'è un certo tipo di interesse per farci andare verso quella direzione. Pensiamo al caso di Amazon, giusto per dirne una, recuperando quello che dice il mio amico Ruggeri. Cioè, se noi pensiamo a Amazon è l'ideal tipo di un nuovo capitalismo in cui la relazione che si ha è tra me e me stesso al computer di fronte a una cosa in cui scelgo e mi arrivano le cose in casa. Questo è un esempio straordinario di totale deumanizzazione del rapporto, ad esempio, commerciale che si aveva un tempo. Sì. Il punto qual è? Il punto è che secondo me, proprio perché la politica ha bisogno di equilibri, noi non possiamo spingere troppo verso questo nichilismo, individualismo, per cui ad esempio io posso decidere il mio genere come meglio credo, ci dovrebbero essere 150 generi, io posso decidere lì dentro dove meglio sono, perché quella cosa non è tanto da criticare, io sono libertario, quindi si possono avere tutti i gusti sessuali, preferenze sessuali che si vogliono, bambini esclusi ovviamente, preferenze che si vogliono, ma nel momento stesso che io posso fare quella cosa è ancora una volta andare sul post-umanesimo, cioè l'idea che io posso fare a meno di qualunque vincolo, compreso il vincolo naturale. E siccome la politica però richiede sempre equilibrio, prima o poi ci sarà un rimbalzo contro queste cose. E il rimbalzo sarà un rimbalzo che non necessariamente piacevole. Tornando a quello dell'esempio di prima, il fatto che posizioni di estreme stanno continuando a vincere in Europa, quelle posizioni estreme, qual è il loro messaggio? Il loro messaggio è: dobbiamo tornare a noi, alla nostra comunità, ai nostri valori, via dicendo. E io ricordo che tra le 2 guerre mondiali qualcuno è salito al potere sulla base di questa cosa qua. Ora, non voglio dire che
c'è il rischio di un nuovo Hitler dietro l'angolo, no, c'è però il rischio che cittadini frustrati contro un certo tipo di politica, come lei ha discussa, prima o poi scelgano, tra virgolette, l'uomo con le corna, per tornare a Capitolino, cioè un uomo con le corna che entra dentro e con le corna distrugga tutto, quindi il cittadino alla fine cosa farà? Vota contro, quindi premierà una forza destruens che distrugge, Sì. non sapendo quello che potrebbe succedere dopo. E permettere questo è, secondo me, un rischio che stanno incorrendo molto spesso molti politici, diciamo così, mainstream, e perché in qualche modo riducono questa ansia che c'è tra i cittadini, perché se no non si spiegherebbe il successo di queste forze politiche. La riducono a analfabeti funzionali o voi che rappresentate il passato e via dicendo, scordandosi che c'è anche vita fuori dalla loro bolla e quando anche le formiche nel loro piccolo si incazzano, come si suol dire, e quando queste formiche si incazzano probabilmente non sappiamo le conseguenze di quello che tutto questo potrebbe produrre nel medio periodo. E quali forme assumerà, diciamo, questa ribellione, no? Questo opporsi e questo cercare di recuperare un peso, perché questo è un rischio notevole. Io sono convinto, professore, ci salutiamo qua, che il potere quanto più è vicino alle comunità, tanto più funziona e scongiura questo tipo di rischi. Qui torniamo a una vecchia parola, federalismo, e al modello svizzero, che sarà un modello superato, corrotto a sua volta anche dai tempi, eccetera, però è un modello che tutto sommato credo, non so se lei come la pensa, ci possa insegnare qualcosa. No? La riforma federale è stata rimandata nel tempo, sono 30 anni che la Lega ne parla e da questi microfoni ne abbiamo parlato a dismisura. L'ultima riforma italiana è del 2001, adesso si sta faticosamente cercando di tradurla in atto in un modo secondo me estremamente burocratico e complesso. La via la vedo molto difficile da percorrere, però non è secondo lei ipotizzabile che il futuro, per evitare diciamo massificazioni disastrose e ripetizioni oscene magari del peggio del Novecento, possa andare verso una direzione di quel genere? Insomma, piccolo e bello tutto sommato, no? Guardi, sarebbe auspicabile, lei parla di... Parlo di un federalismo alla Cattaneo, municipale addirittura, dove la massima parte dei poteri, compresi quelli fiscali, di esazione, eccetera, sia vicinissima al cittadino, al territorio amministrato. Sarebbe auspicabile, io sono un federalista convinto, proprio perché il federalismo va nella direzione che dicevo, il federalismo è per definizione un tentativo di riportare la politica vicino al territorio, riportare la politica vicino a delle chiare relazioni sociali che noi conosciamo perché sono per noi le più vicine. Significa questa cosa qua, significa riappropriarsi almeno dell'illusione, se non della possibilità di effettivamente portare avanti le politiche che abbiano un impatto diretto con noi che viviamo in quella comunità. Questo sarebbe sicuramente auspicabile, ma va in direzione contraria, ahimè, con lo spirito dei tempi. Questo è un po' il punto. Ed è questa tensione che è interessante, cioè che lo spirito dei tempi va in direzione esattamente opposta al federalismo, ma questa è una ragione in più per rinnovare i nostri tentativi e sforzi proprio in direzione del federalismo, non piattendosi forse molto o troppo come stanno andando avanti in questo momento il tempo. Ecco, magari ne riparliamo un'altra volta, professore, di questo tema declinato all'italiana, perché mi interessa il suo parere, il suo approfondimento. Intanto io ringrazio il professor Luigi Curini che ha avuto con noi questa conversazione e ci salutiamo sempre nel nome di Elia Scanetti, che si starà rivoltando, diciamo, nella sua austriaca tomba, ma che ha dato il nome alla nostra rubrica, con qualche bagliore sinistro di similitudine rispetto a ciò che succedeva nel secolo scorso, proprio quando veniva pubblicato questo bel libro, negli anni 30, diciamo, del Novecento. Speriamo di no. Grazie al professore Luigi Curini. Grazie mille, professore. Arrivederci. Avete ascoltato